Allora, cari telespettatori, rieccoci qui insieme, siamo in diretta, con noi finalmente abbiamo il piacere di riavere in studio Roberto Crosta, segretario generale della Camera di Commercio di Venezia. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei, grazie a Allora, lei. ci sono tante cose, tanti temi interessanti da affrontare e vediamo un po' di mettere un po' di ordine alle cose. Innanzitutto ci sono i dati, dei dati indicatori congiunturali sostanzialmente che sono emersi, che ci fanno capire lo stato della situazione economica in una fascia, in un arco di tempo comunque indicativo per il territorio veneziano. Teniamo conto che comunque il territorio veneziano rappresenta una parte importante della nostra regione. E quindi vediamo di concentrarsi su questa prima componente. Poi parleremo della città metropolitana perché torna in auge, adesso poi andremo anche ad elezioni con Venezia, per cui sarà un aspetto molto importante e comunque può cambiare le connotazioni anche economiche di un territorio e non è cosa di poco conto. E poi giustamente alcuni telespettatori avevano sollecitato anche tempo fa di riparlare di che fine faranno le camere di commercio, che cosa sta succedendo eccetera, dopo un periodo di vagarsene, di grande silenzio e non si capisce bene, perché anche questa è solo una forma di diciamo federalismo territoriale che sembra volersi eliminare in qualche modo, quindi c'è un attimo di incertezza. Allora vediamo un po' di affrontare questi temi. Prima l'analisi del territorio, dell'economia del territorio che voi comunque riuscite a fare in modo capillare. Sì, noi abbiamo presentato recentemente questi dati sul 2014, quindi sull'anno scorso, e sono dati che non sono completamente positivi, non ci siamo ancora in una situazione di stabilizzazione di una ripresa, però qualche segnale di ottimismo inizia ad esserci. Ce ne sono tre sui quali mi vorrei soffermare. Il primo è che per la prima volta dopo 4 anni è terminata l'emorragia delle imprese, cioè per la prima volta dopo 4 anni si è leggermente, molto leggermente, perché stiamo parlando di un saldo positivo di 100 imprese, invertito il trend tra le imprese cessate e quelle che si iscrivono. È importante questo però, attenzione. Questo è molto no? importante perché è un segnale di una leggera ripresa, di una voglia di fare impresa. Ma soprattutto va letto anche nell'ottica che vuol dire che hanno iniziato anche a chiudere di meno, perché c'è anche questo aspetto qui. C'era stata una moria pazzesca per un periodo. Per un periodo c'è stata una moria pazzesca che l'anno scorso si è leggermente arrestata, perlomeno nella provincia di Venezia, ma è un trend che ha un po' tutto il Veneto, e questo qui quindi è un primo segnale di speranza, diciamo così. Ce ne sono altri due che si consolidano, cioè le imprese che esportano continuano ad avere dati molto positivi, l'export ha segnato ancora segnali positivi nonostante quello che è accaduto in Russia, che ha avuto un grosso impatto sulle imprese del nostro territorio. Che noi in questo momento non dobbiamo dimenticare che abbiamo alcuni paesi vicini da un punto di vista di esportazioni, che sono la Russia, che sono anche alcuni paesi del Medio Oriente, con i quali le vicende della comunità internazionale ci condizionano non poco. Però l'export anche nel 2014 è continuato ad andare su un buon livello. E l'altro dato che è stato quasi stupefacente, nel senso che, vista la stagione dell'anno scorso estiva che non c'è stata, è stato il mantenimento dei numeri del turismo anche sulle spiagge. Che si pensava proprio una debacle Si totale. pensava una debacle completa, in realtà non c'è stata. C'è stata una leggerissima crescita anche del turismo. Attenzione, perché quando in provincia di Venezia parliamo di una crescita dello 0,6% è tantissimo, perché dobbiamo sempre partire dal fatto che le presenze sono 33 milioni e quindi lo 0,6 è tanto, perché un conto è il 10% su 80.000, un conto è lo 0,6 su oltre 30 milioni. Il Veneto si è confermata la prima regione turistica d'Italia con 54 milioni di presenze, un numero straordinario. Di questi ne fa 33 milioni la provincia di Venezia, 13 milioni sono fatti dall'ambito balneare e dal restante parte che non è Venezia. Quindi, come sono spiegabili questi segnali? Cioè, perché sembra strano, però effettivamente tutti si attendevano e quel che si vociferava era diverso. Che spiegazione date? Ma la spiegazione è semplice, innanzitutto relativamente semplice, diciamo così.
Innanzitutto c'è l'aspetto che le città d'arte mantengono un grossissimo appeal, quindi Venezia per primo mantiene un grandissimo appeal ed è molto riconosciuta. Dobbiamo anche qui leggere che finalmente ci sono anche dei segnali importanti da un punto di vista infrastrutturale. Ormai il viaggio da Venezia a Roma, sull'asse Venezia-Roma, passando per Firenze, è un viaggio rapidissimo. Io lo faccio abbastanza spesso e imbattersi in turisti stranieri è la cosa più semplice e normale che ci possa essere. Questo è il primo aspetto. Spiace molto che non sia stato fatto lo stesso investimento sull'asse verso Milano, soprattutto nell'anno dell'Expo, ma questo qui è una questione che prima o dopo capiremo. E sulle spiagge c'è da dire che gli imprenditori del settore turistico balneare, in particolare Jesolo, Bibbione, Cavallino, nonostante appunto un'estate non molto positiva, hanno consolidato la loro offerta turistica, hanno dimostrato di saper sviluppare una politica di accoglienza del cliente, soprattutto straniero, che ha portato a questi risultati. E non dimentichiamo che Bibbione, questa spiaggia, fa da sola quasi 6 milioni di presenze, e quasi tutte straniere, anche per politiche di certificazione che ha avuto. Il comune di San Michele al Tagliamento ha pensato anche a degli itinerari turistici minori di sviluppo. Quindi ha giovato questo, dei trattori, di queste cose un po' particolari? Sì, assolutamente quindi sì. Sono investimenti che ne valgono, insomma. Magari non nel brevissimo, non sono investimenti che hanno un risultato immediato, ma è una semina che si fa nel corso degli anni e che porta a questi risultati qui. L'altro aspetto che ci sarà da interrogarsi negli anni a divenire, adesso siamo in un momento in cui è complicato parlarne visto che abbiamo delle scadenze elettorali, ma sicuramente ci sarà da interrogarsi sul fatto del mantenimento del patrimonio immobiliare di quelle aree lì, perché è un patrimonio immobiliare che risale alla metà degli anni 50 del secolo scorso in larga parte e che adesso necessita di grossi investimenti dove sicuramente non è pensabile che possa fare tutto da solo l'impresa, ci sarà bisogno anche di investimenti di altro tipo, di riqualificazioni, però sicuramente c'è un trend positivo. Ecco, dal suo punto di vista, che è in mano un po' una situazione anche abbastanza complessa ma dinamica, gli investitori esteri da questo punto di vista, si è parlato in questi giorni di nuove entrate in Italia, per carità, di stranieri, come li si possono vedere? Come un depauperamento per le nostre realtà o come uno sostegno necessario, indispensabile? Allora guardi, noi dobbiamo sempre partire da una considerazione su questa domanda qui, che è quella che, io porto l'esempio della provincia di Venezia perché è quello che conosco di più, circa 99.000 imprese iscritte al registro di imprese della Camera di Commercio che hanno più di 50 addetti, sono 350. Boh. Quindi noi non abbiamo un tessuto di imprenditori particolarmente grandi e questa è stata anche la nostra fortuna perché ci ha dato l'elasticità questo tessuto di piccolissima impresa. Io credo che gli investimenti stranieri, se fatti sul territorio nazionale, mantenendo una governance dell'investimento anche qui, vadano salutati con favore. Non vanno salutati con favore gli investimenti stranieri che arrivano meramente per scopo speculativo, questo è l'aspetto di differenziazione. Il problema vero è che noi non siamo un polo di attrazione per lo straniero che vuole investire qui. Perché a me... Nonostante stiamo parlando di Venezia e del veneziano, quindi se non è questo. Non è un problema, allora su Venezia investitori disponibili ad intervenire se ne trovano moltissimi, però quando arriva la domanda che tempi ci vogliono per fare l'investimento, arriva la risposta non li sappiamo. Perché in questo momento c'è un livello tale di burocrazia nell'investimento che è troppo elevato ed incerto e fa desistere tante volte gli investitori stranieri. L'esempio che è stato più eclatante sicuramente è stato quello di Pierre Cardin qualche mese fa, ma ce ne sono altri 100 di più piccoli di Pierre Cardin dove molto probabilmente è fondamentale una semplificazione reale per attuare gli investimenti, anche per gli italiani. Che tante volte anche per gli investitori italiani ci sarebbe la voglia di investire. Attenzione, io sto parlando di questi investimenti
extra settore alberghiero, perché se poi parliamo su Venezia, sul settore ricettivo, il discorso cambia completamente, perché lì le modalità e le dinamiche sono completamente diverse. Ma noi non possiamo dimenticarci che il Veneto e l'Italia in generale, la provincia di Venezia non si astrae da questo, non devono mai perdere la vocazione manifatturiera, perché nel momento in cui dovessero perdere la vocazione manifatturiera vuol dire che abbiamo ceduto completamente tutto quanto. Poi possiamo discutere di quale manifattura, c'è una manifattura di qualità, di precisione, possiamo discutere il tema dell'innovazione, possiamo discutere la moda di alta gamma, dove noi abbiamo dei distretti importanti, però non dobbiamo perderla. Assolutamente. Ecco, le diceva, quindi un aspetto è l'incertezza dei tempi, questo è un dato di fatto che scoraggerebbe chiunque, e dall'altro cos'è che ancora non incentiva? Quello che non incentiva, e questo è un aspetto che ci sarà anche da capire, gli effetti veri del Jobs Act, perché questa cosa è un aspetto che vediamo continuamente stime, tra l'altro. Sì, infatti, anche recentemente c'è il ministro che si è pronunciato in occasione della fiera. Vorrei dire la qualunque, perché sentiamo più 300.000, più 1 milione, più 100, infatti. Quindi sembra più un gioco della morra in questo momento. Voi come la vedete? Ma noi la vediamo che sicuramente un incentivo ci sarà sulle assunzioni. Una volta che gli imprenditori e i lavoratori avranno capito bene i meccanismi, perché un'altra leva dove scoraggia per certi aspetti l'investimento è anche la leva occupazionale. Attenzione, occupazionale, perché noi dobbiamo entrare nella testa dell'imprenditore straniero, dove l'imprenditore straniero ragiona con un'altissima mobilità del lavoratore all'interno del sistema economico generale, cosa che da noi non c'è. Noi abbiamo ancora molto legata l'idea posto fisso, l'idea di questi aspetti qui. Negli altri paesi questo concetto è ampiamente superato, tanto che un altro dato positivo che c'è stata nella nostra indagine di marzo sul 2014 è stato l'aumento dell'occupazione per la prima volta, ma anche l'aumento della disoccupazione. Allora uno dice, come può aumentare l'occupazione e anche la disoccupazione? E qui c'è un altro segnale interessante che dobbiamo andare a cogliere. È aumentato il numero di persone che si sono messe in attività sul lavoro. Cioè, noi abbiamo delle persone che decidono di rimanere al di fuori del mercato del lavoro. Quelli non sono contati né come occupati né come disoccupati. Il classico esempio è la casalinga, l'esempio più semplice. Noi invece abbiamo avuto moltissime di queste persone che hanno deciso di immettersi nel mercato del lavoro. Parte sono stati assorbiti, parte no. Di quelli che sono stati assorbiti, però, quasi tutti sono a tempo determinato. Quindi la flessibilità di fatto già c'è. Quindi ci sarà da capire adesso, con queste politiche legate al Jobs Act, che la flessibilità non diventi un elemento in più di incertezza, ma che diventi veramente una facilitazione di accesso al mercato del lavoro. I primi segnali sembrano leggermente confortanti, però io aspetterei di vedere una stabilizzazione tra qualche mese per capire bene cosa succederà. Ma anche perché noi comunque stiamo vivendo di una situazione di consolidamento passata, per cui qualsiasi cosa, dalla casa che è già stata acquistata o comunque esiste, a tanti investimenti, al risparmio che c'è, che supporta i periodi di vuoto, una situazione che si va erodendo però passata esistente. Gli stessi commercianti, se non avessero risparmiato in passato, non avrebbero nulla, mentre in futuro bisogna vedere quello che succede. Beh, questo è un aspetto fondamentale che riguarda anche la spiegazione che in maniera semplicistica io do al fatto che i consumi non ripartano. Chi guadagna anche qualcosa di più in questo momento ha più la tendenza a fare musina, come dicevano i nostri nonni, piuttosto che spendere, proprio per questo motivo che diceva lei, cioè la mancanza di un consolidamento certo delle principali entrate. Cioè, se uno oggi va a lavorare a tempo determinato 6 mesi, difficilmente li spende tutti quelli che prende. Buona parte li tesaurizza non sapendo cosa accadrà. Questo accade per gli imprenditori, accade per i lavoratori, accade un po' per tutti, e abbiamo visto che anche le politiche, infatti, non a caso noi continuiamo a parlare di mercati esteri che trascinano, perché il mercato interno invece batte ancora la fiacca.
senza voce. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi torniamo insieme.